Terza corsa, premio Quartiere Navile, una prova per femmine di 4 anni non vincitrici di 18.000 euro nella carriera. Sono in 8 al via all'1 Diletta Trio Marco Stefani, 2 Diva delle Badie Emanuele Mattini, 3 Delicious Wind VP dell'Annunziata, 4 Duriba Jet Filippo Gallo, 5 Destiny Lorenzo Callegaro, 6 Destiny F Alessandro Gocciadoro, in seconda fila 7 Dama Ongi Enrico Bellei, 8 Deledda Antonio Di Nardo. Autostart che prende velocità e ha problemi Deledda, che si rimette ma perde numerose lunghezze. Allo stacco è Delicious Wind che scavalca Diva delle Badie. A largo prova a presentarsi Destiny F con Delicious Wind che si allunga al comando, guadagna un paio di lunghezze nei confronti di Diva delle Badie. Si ritrae in terza posizione Destiny F avanti a Duriba Jet, quindi Diletta Trio. Ancora Dama Ongi, poi Destiny alla retroguardia Deledda rimessa da errore. C'è stato un lancio velocissimo sotto il 14 e i primi 400 metri in 29,5. Al comando Delicious Wind che rallenta, riprende in mano e dà strada a Diva delle Badie, mentre dall'ultima posizione si è mossa di scatto Deledda che sul rallentamento ha rifatto il gruppo in breve e si è già portata accanto a Diva delle Badie. 45,9 per i primi 600 metri di corsa, al passaggio davanti alle tribune Diva delle Badie e Deledda a fare match avanti a Delicious Wind, quindi Destiny F a precedere sempre Duriba Jet, quindi l'1 di Diletta Trio. Un minuto spaccato per la metà gara di Diva delle Badie che conduce sempre il ritmo, attacca Deledda all'esterno. Delicious Wind in terza posizione, si muove dallo steccato Destiny F, 1.14,7 il primo chilometro, con Diva delle Badie che ribatte alla prima bordata di Deledda, Destiny F che si avvicina, Delicious Wind che invece cala, numero 4 Duriba Jet squalificato, da numero Diva delle Badie 1 che continua a Diletta difendersi Trio dalle offensive di squalificato. Deledda, Destiny F che è lì in attesa degli eventi e soprattutto dell'inside line per sprintare. Diva delle Badie è richiesta al comando, Deledda è richiesta al suo esterno, Destiny F in mano, seconda in corda e aspetta proprio l'open stretch che arriva in questo istante. Diva delle Badie è in vantaggio, si infila in open stretch Destiny F se ne va a vincere facile nonostante una sgambatura non convincente, vince benissimo. Al secondo posto probabilmente Dama Ongi, arrivata da lontanissimo a giustiziare una stanca Diva delle Badie. 1.14,5 ragguaglio cronometrico per il secondo successo in giornata per Alessandro Gocciadoro. Per Mario Massaro alla proprietà Destiny F, una figlia di Bold Eagle e Sydney F che si era espressa in ottima maniera in carriera all'estero. E alla seconda uscita per il training di Alessandro Gocciadoro si conferma soggetto interessante, vince in bello stile, al secondo è Dama Ongi, al terzo Diva delle Badie.